Lei è, in questo momento, la persona più odiata d'America, con 8 capi d'accusa. È Berlino che chiama. Con le parole giuste, una guerra può essere vinta prima che venga caricato il fucile. È propaganda. Che possibilità avete? Il procuratore vuole farla impiccare. Sono io il suo avvocato. Nessuno voleva il caso. Mildred Killers ha utilizzato una macchina di propaganda tedesca per indebolire lo sforzo bellico americano e distruggere il morale delle nostre truppe. Questa è la definizione di tradimento. Io ho cercato di sopravvivere. Il suo passaporto americano e i suoi documenti sono stati confiscati. Questo è un giuramento di fedeltà al Reich. Non potevo tornare in America. Cosa potevo fare? Ha bisogno di una giustificazione per la guerra. Gli uomini si sono approfittati di me per tutta la vita. È suo compito provare la mia innocenza. Lei cosa avrebbe fatto, signor Laughlin? Signore e signori della giuria, il vostro compito qui oggi è quello di determinare se l'imputata è colpevole di tradimento. Voleva davvero che gli Stati Uniti perdessero la guerra. Che sarebbe successo se avesse rifiutato la parte? Dire di no non è mai stata un'opzione. E cosa è successo a chi non ha seguito le indicazioni? È scomparso. Obiezione! I morti non parlano, vostro onore. Era la voce di un uomo che ha causato la morte di oltre 400.000 americani. L'imputata è sotto processo per aver letto da un copione che non aveva scritto, in cui non credeva. Una guerra psicologica di cui lei era un soldato. Non dobbiamo sacrificare questa donna sul sacro altare del patriottismo che potrebbe coprire un vero linciaggio.